Mandi, buonasera, radio ascoltadores dal Friul, chi sta ieri? Radio Onde? Furlane! Esattamente, o se sintonizzate come sempre sui 90.0 in modulazioni frequenze. Bravissimo. Però è una puntata speciale di abrasive. Perché abrasive non dove si ascolta, ma si possa anche ciala. Wow, in che senso ciala? Che in questo momento uno va sul sito Facebook di Radio Onde Furlane, facciate le nostre muse in diretta, che non è una bella esperienza. Sì, no, non è una bella news di Dale. Salute che lì la webcam mandi. Ciao webcam. Quindi tu quasi tocciati. Esattamente. Naturalmente in te. Esattamente. Fa il put. Ma i put si posano fare che non sì, si però si idiota, no? Alzarsi un po' che le culette. Però non ci mai inventato gli odori via internet. Ah no? Fortuna, no? Però gli odori via aria arrivano sempre, da chi a lì, Quindi sì, sai, se c'è un po' di inghiotti, ma di chi a lì arrivano, quindi fideisti. Ma insomma, aspetta che conto di queste novità da Welcome to Postalo. Saluti naturalmente Andrea Tomasin, che è il capo supremo grande della Andrea. Di Radio Ciao Andrea. Furlane. Ovviamente Vox, tu di salutare Andrea, tu si ce l'ha lì, no? Lì. Sì, ma io ce l'avevo là se funzionava e tutto, sai come il ver technical fa schel, bravo. Un po' di tensione prima della trasmissione, no? Che tra l'altro c'è anche l'opzione commento in diretta, infatti è arrivato il commento di Simone Bregolin con scritto CBA con la faccia coi cuoricini. Mandi Simone! Mandi. Mi dispiace per lui se mi super, comunque saluti. Stavi contando che il buon Andrea Tomasina fa tutto una roba incredibile. Ce l'ha le radio in dirette. O con sé assolutamente di lasci le pagine Facebook di Radio Onde Furlane per cercare tutti i links previo di le radio cioè ce l'ha proprio le radio in stream, proprio in diretta. In diretta, perché non è dome su Facebook che tu chatti schiste dirette, ma anche sulle pagine YouTube di Radio Onde Furlane. Su YouPorn. Su YouPorn non c'è, ma no, per fortuna. Ah no? Andrea, su YouPorn, Andrea. Dopo le 12 dopo le 12 Oris o dopo le 12 Oris di dirette puntuate dopo le 12 finale, dopo il mezzanotte. Sai che alle 12esime tu potevi digitare. Dopo mezzanotte improvvisamente Radio Onde Furlane le intente dove senza vestiti. Senza vestiti? C'è le telecamere, abbiamo pure Radio X e ci vio di DJ Luis Scrotto. Però dopo mezzanotte e va dove però stavi dicendo che avete fatto? Però stavi dicendo una roba importante. Basta lasciare appunto su Facebook e dà tutti i link per i video su YouTube, su Facebook, cioè su Twitter, pardon, e anche su Periscope, perché è un'applicazione per il cellulare per video di opite in diretta e streaming queste trasmissioni, naturalmente di tutte le trasmissioni di Radio Onde Furlane. Non sai? Hai detto tutte? La tu dite tutti, sei sicuro? Ma tra l'altro io hai avuto paura per un secondo che proprio. Ma tra l'altro in questo momento altre bande Isa, il buon DJ Hammer Mike, è il momento di far salutare anche lui le int. Ciao Mike. Ciao. Devo venire di là, però nel momento. No, in questo momento sei in diretta. Lo so. Volevo dirvi che il Micio ha scritto, ma non avevate niente da fare a casa? No, cioè se no Cioè, domande stupide, Sì, cioè, Micio, non è che si induce come te, che si a Torseon a fare i granci da storia, dopo con le canotte, dopo sì, dai, no, cambi discorso. Con le canocce. Perché io veramente tu saresti smasanato. Come passa anche le video di salute, che fa più me le mandi. Mandi. Come fai le domande, le intacciate, nel mio ce l'ha Michael o i DJ tal J che non si. Ma sotto che ti dici di lei? Il DJ tal J non c'è, poi c'è. Scandalizzate in questo momento sicuramente non. Hai addito DJ tal J? Ho detto DJ tal J, vedi che è nostalgico. Esatto. Ovvio di dare i nostri smoothies. No, il punto è che voi ce l'avete in faccia, io ce l'ho di lato, quindi devo non essere è facile, tipo. Esatto, tu di da prove veramente dal tuo intrattenimento karmic e quindi arriva a posizionare. Ovvio che si sta spostando, ben bravo. Sta serendo il suo equilibrio karmico. Però sta attento che sono lì è massa scura, le luci poi hai tanto hai capito che tu li stai a che io volevi dire a Michael in tutte le me università linguistiche e università. Tu mi interrompi tutto, allora continua. Vedute.
Tanto è sempre inquadrato Michael, che saluti, grande Michael, che non voleva, tra l'altro si impazzina questo, mi fa il nome lui. Chi stai proprio posizionamento Oppure ce lo tornano altri, dai, tornano che tu stai tornano altri, che no, tra l'altro, cioè questa situazione mi è un attimino, anche io di solito sono abituato proprio a stare dal microfono, quindi ti dà le libertà di comportarsi, muoversi e faccia che tu, come è veramente imbarazzante questa situazione, perché di solito fai velare, dal frattempo si rivi tutte le informazioni che sdosco doi di da, in questo momento lei mi viota e mi dice sì, bravo Bacuco, è arrivato il gnogno di turno, il basoal de basse, non sai, sì. Quindi cioè, non mi piace tanto, io mi sento un po' imbarazzato. Anche io, però, cioè, io sei sempre imbarazzato per farvi le mie mute, però... Però è un'esperienza, insomma, di vivi, un'esperienza. Cioè, c'è fasino come presentino un talk... io disarresti sì, che può dare in proprietà con un po' di musica rock and roll, visto che l'ente ormai è brame. Poi decidi se si saranno le webcam o no? Cioè... Assolutamente, disin che queste esperienze voi di dirette io disin une prove proprio per noi altri, per capire anche come muovisi col computer eccetera. Esatto. Anche erano une prove anche per Andrea, da che quando hai capito se tutto funzionava, e le prime volte che tu dite che cioè a Brasile è stato usato come test. Si dice non naturalmente solo webcam che da un po' che naturalmente non è furlane, ma proprio delle novità di il video in streaming più in piattaforme internet come contatto, YouTube, Facebook, Twitter e addirittura Periscope. Quindi sì, come cioè ho vivente le esperienze che l'atomo l'ha vissuto le prime volte con Albert Einstein. Cioè ho le stesse importanze alle fine. Certo dite? Che noi altri a Brasile si usa come test da Andrea Tomasin paresi provare sulle piattaforme, quindi ho vinto le stesse esperienze emotive dal primo atomo che è stato movuto da Albert Einstein in qualche suo esperimento su radio ne furlane 90 MHz quindi perciò va bene. no ma cioè non tu arrivi a capire l'affinità o non tu arrivi a capire il concetto. Cioè che alla fine le robe divertenti che a Brasile, che è una trasmissione di mente cat, è stata le prime trasmissioni arrivare in questo momento su internet in queste maniere, che è una bella esperienza. E questo è un altro risvolto. Beh, come sempre, facciamo poi dopo le domande ai nostri ascoltatori, è stato bello o no ce l'ha in muse? Così poi le prossime puntate di audience slungia il tempo e dicerà Decisamente. E allora, presenti il talk, c'è detto? Dopo fate il saluto con le manute così. No, altri c'è anche Michael. Sì, e le manute in altri bandi sono del caso di non me li. No, perché tra l'altro con le webcam non si sgabbano. Tra l'altro le tue mani non si vedono sulle mani. Sta attento, non ti paura. Tanto come le prime volte che si leva all'asilo, cioè alle elementari e le fuori ti leve le mani dal bancone. Sì, ma forse perché se cade proprio in questo sai anche volte che non dovevi niente. No, le mani del furche, insomma, poi l'entra pensa male. Io le mani con i catti no, fa sto. Io le mani se li sto metta al posto giusto. Allora, andiamo avanti con le musiche, presenti Chris Talk. Io che so le bande più melodiche di Brasile, tra l'altro proprio che questi motivi più odiati di tutti, ho presente una band, una vorre melodiche per cominciare queste puntate. È una band formata da un duo, loro si chiamano Chris Faren e Jeff Rosenstock. Avevamo già conosciuto Chris Faren perché è venuto da una band come una buona figa, che sono Take Problem. Jeff Rosenstock è un che veramente ha suonato con tantissimi band, è stato anche produttore per la Gamen Record. Anche questo progetto tutti noi insieme, poi anche Benny Horowitz che è il batterista di Gaslight Anthem, quindi non è anche roba di poco. Tra l'altro è un batterista che si diletta anche lui nella produzione dei discos, quindi ha dato una mano a quei due a suonare le batterie e anche a produrre poi fisicamente il disco proprio per mixare. L'album è praticamente una commistione tra le anime hip hop di Chris Faren e le grime così più punk di Jeff Rosenstock. Il livello qualitativo secondo me è un evore alto, mi piace un evore, con gli altri che l'hai in ascolta e comincia così le puntate di Brasile. Quindi vi ascoltavi io dico anche le scaldute. Mica monate. Che niente dice assaggia il VOC, non si prepara invece c'ale. Quindi andiamo a ascoltare l'altro articolo Vespucci, Kimmy Freaking Out, da questo nuovo lavoro che si chiama Love in Time of a Mail. Giustissime anche queste robe qui. Tanto il disco a cercare proprio dei rapporti interpersonali con le tecnologie, e voi così proprio le tecnologie, proprio non inizi neanche a farla apposta.
L'etichetta, la Polyvinyl Record, le uscite proprio tra 2017, conquiste, scommezzine, abrasive, così dopo il saluto con le manute e Cerin, welcome. Cioè, non ti fa che musica, così vieni pure.